Il Friuli è un territorio pieno di verde e bellezza naturale ricco di vita e quotidianità contadina, ma è stato anche un posto di confini e di guerra. E questa terra friulana nasconde alcuni segreti. Chi si trova a passare dalla ridente Venzone, borgo medievale risolto dal sisma del 76, potrebbe notare strane fessure sulle pareti delle montagne e costruzioni in cemento in mezzo ai boschi. Queste strane tracce del passato hanno attirato l'attenzione soprattutto dei ragazzi, di generazione in generazione. Spinti dalla curiosità, quest'anno noi del blog Fuori dal Comune abbiamo deciso di andare in esplorazione. Con grande sorpresa ci siamo imbattuti in un mondo sotterraneo fatto di corridoi sinistri e stanze abbandonate. Queste opere costituiscono lo sbarramento di Portis, un sistema di bunker del cosiddetto Vallo Alpiron del Littorio, linea difensiva realizzata negli anni 30, rimasta in funzione fino alla fine della Guerra Fredda nei primi anni 90. Abbiamo scelto in particolare di esplorare l'Opera 4 nella frazione di Portis, accompagnati dagli amici dell'associazione Studio e Salvaguardie delle Fortificazioni del Nord-Est, che ci hanno svelato la vita e i segreti di queste costruzioni. 3000 bunker spalmati su tutto l'arco alpino, voluti da Mussolini per proteggere eventuali invasioni da nord, sull'esempio della linea Maginot e della Sigfrido. Un'immensa opera, invisibile agli occhi, soprannominata anche Linea Non Mi Fido, e il riferimento era al patto d'acciaio con la Germania. Con la costruzione di 7 opere, i comandi militari avevano previsto comunque di chiudere questa valle qua e probabilmente negli anni 30 avrebbe avuto anche una certa efficacia. Chiaramente nella fase successiva, nel reimpiego del dopoguerra, ovviamente non sappiamo se lo sbarramento avrebbe veramente avuto efficacia contro il patto di Varsavia. E per fortuna non lo sappiamo, comunque è stato ipotizzato che le opere delle Valle Alpine avrebbero comunque offerto una buona resistenza. Comunque sono strutture in cemento armato realizzate in caverna, cioè all'interno della montagna. Già la montagna stessa offre una certa protezione. Gli americani, se in caso di guerra, avrebbero potuto utilizzare le bombe atomiche per fermare l'eventuale avanzata del patto di Varsavia. In effetti, tra i vari piani di difesa c'era la possibilità di bombardare tutta la regione, o quantomeno le zone più confinarie, per creare una zona di vuoto dove non poteva passare nessuno e quindi eliminare il problema, diciamo, dell'eventuale sfondamento lungo il confine italiano. Perché costruire tutte queste opere se poi alla fine il conflitto sarebbe diventato subito nucleare? Beh, in realtà non siamo veramente sicuri che il conflitto sarebbe immediatamente diventato nucleare. Era un'ipotesi come tante insomma, sono state fatte, e diciamo che i comandi militari avevano varie ipotesi di conflitto. Se il nucleare era soltanto un'ipotesi, sembrava invece una certezza l'eventualità che i militari a presidio dei bunker potessero addirittura sacrificare la propria vita in caso di attacco dall'esterno. Comunque non era previsto per le truppe d'arresto la via di fuga, no? Perché certo. Loro dovevano resistere a oltranza sì. per permettere al resto delle truppe in pianura di organizzarsi e reagire. Quelli pronti a sacrificio, insomma. Quindi non è che avessero previsto grandi vie di fuga per i militari che dovevano presidiare le opere, perché il loro compito era, erano già considerati sacrificati, no? E il loro obiettivo era trattenere il nemico e far perdere tempo al nemico più possibile, più a lungo possibile, per permettere poi alle grosse divisioni corazzate e meccanizzate nella pianura di organizzarsi e reagire con un contrattacco o comunque in altri modi. Ma com'era davvero la vita di questi giovani giunti in Friuli da tutta l'Italia per difendere la patria da un non ben precisato nemico? Una sotterranea quotidianità scandita da regole rigide di vitale importanza. Allora, qua ci troviamo nella camerata che è un po' il cuore dell'opera, funge principalmente da ricovero per la truppa, quindi c'erano dei letti, c'erano delle nicchie per i materiali, per gli zaini, per le armi, per i materiali di casermaggio,
e nella camerata era posizionato anche l'impianto di areazione e dehumidificazione. Per mangiare come si faceva? Le razioni sono giornaliere, prevedono il pasto della colazione, il pranzo e la cena, no? 500 razioni significa che c'erano 500 confezioni con 3 pasti al giorno, che servivano appunto per mangiare, insomma, per sopravvivere all'interno dell'opera in caso di attacco nemico prolungato. E se qualcuno si faceva male? C'era un medico che in caso appunto di ferite combattimento poteva prestare le prime cure ai feriti. Un medico, un assistente di sanità anche, perché Sì, quello che avevano a disposizione. perché il medico di solito Medico, è a livello di battaglione, Sì, di di reggimento. solito i reparti avevano l'assistente di sanità, insomma, era praticamente una specie di quasi infermiere. Era un soldato comune che aveva una un'infarinatura di base, formazione diciamo di livello primo soccorso. sanitario, di primo soccorso. Solitamente sono attrezzature un pochettino più ingombranti, non le classiche cose che può portare dietro ogni soldato. Quindi in questo caso le trasmissioni magari sono le grandi batterie per gli apparati radio maggiori, tutta quanti i cavi, insomma, le cuffie, tutti quanti i materiali di riserva magari che non servivano nell'immediato. Dopo altri materiali di compagnia, magari non delle trasmissioni, c'è una nicchia più indietro, magari che era il materiale del genio, ad esempio. I materiali del genio quali sono? Sono le pale, i picconi, erano studiate per essere comunque degli effetti completamente autosufficienti, no? Quindi quasi tutte, o almeno le più grandi, avevano tutto ciò che serviva. Sebbene i bunker sembrino una realtà isolata dal mondo, in realtà erano connessi tra loro da un complesso sistema di comunicazione, non solo interno ma anche esterno, a scopo difensivo. Permetteva di trasformare dei segnali luminosi in acustici. Quindi c'era una comunicazione diretta da postazione a postazione attraverso questa apparecchiatura qui. Il lato positivo, appunto, come diceva prima Federico, è che non poteva essere intercettabile, cioè non poteva essere intercettata, no? Quindi era una comunicazione sicurissima. 3 e opera 3 sempre. Qui attraverso questi morsetti si collegavano tutte quante le varie opere. Praticamente veniva appeso qui un telefono e qui veniva collegati i cavi del telefono. Il cavo telefonico porta per tutta l'opera, si ruotava una manovella e suonava il telefono dall'altra parte. Ma come facevano a vivere dentro la montagna? Nella camerata era posizionato anche l'impianto di areazione e dehumidificazione. L'impianto, comunemente detto Deumax, è stato installato negli anni 60 e in sostanza provvedeva a fornire continuo riciclo di aria respirabile presa dall'esterno, filtrata, e al tempo stesso provvedeva a deumidificare l'ambiente, perché all'interno delle opere, siccome sono scavate dentro la montagna, l'umidità raggiunge livelli molto alti, per cui se non si deumidifica si rischia di ritrovarsi nell'acqua, perché l'umidità è talmente tanto forte che proprio comincia a gocciolare giù dalle pareti. Il sistema di pompaggio dell'aria permetteva quindi di respirare all'interno dell'opera anche in condizioni di combattimento, quindi con tutte le porte stagne chiuse e con tutte le postazioni armate, e anche nel caso in cui il nemico avesse attaccato con aggressivi chimici, con il gas, perché il sistema di ventilazione prevedeva anche dei filtri proprio all'interno dei quali passava l'aria veniva filtrata e poi veniva pompata all'interno dell'opera già purificata da eventuali aggressivi chimici. Ovviamente togliendo l'umidità si cerca anche di mantenere una temperatura costante un po' più alta. Qui vediamo il sistema di areazione. Come vi dicevo prima, l'aria veniva pompata all'interno di questo tubo, i serventi delle mentoratrici si attaccavano qua con le maschere, con i tubi corrugati, sparavano fuori respirando da questo tubo qui.
all'interno azionava una pompa che faceva circolare l'aria. Ovviamente anche lui aveva la possibilità di attaccare il tubo della maschera. Prima del suo smantellamento, il sistema di fortificazioni conobbe una seconda fase, dagli anni 50, quando il Friuli Venezia Giulia, cintura tra il blocco americano e quello sovietico, si ritrovò ad essere nuovamente strategico. Si era pronti a sparare, ma il sistema di armamenti era obsoleto. Questa è una postazione per mitragliatrice e le postazioni per mitragliatrice erano di svariate tipologie. Questa è una postazione con piastra piana e solitamente la piastra piana veniva utilizzata in postazioni che erano defilate, quindi non avevano il tiro diretto del nemico, ma erano defilate e mettevano questa piastra meno protettiva rispetto ad altri tipi di piastra, perché la postazione era meno esposta. La postazione, ovviamente piccolina, serve per 2 persone e alle spalle della postazione ci sono delle nicchie, non so se avete notato, sono delle nicchie con scritto riservetta munizioni, ripostiglio vostri vuoti, e queste postazioni qua sono state concepite negli anni 30 per le mitragliatrici dell'epoca. Inizialmente all'epoca del Valle Alpino venivano utilizzate le Fiat 1435, che sono delle mitragliatrici risalenti alla prima guerra mondiale. Modificate. Successivamente sono state installate le mitragliatrici Breda 37. Le Breda 37 sono state continuate ad essere utilizzate fino agli anni 90, anche se erano di concezione ovviamente obsoleta, perché risalevano appunto al 1937. Si è mai sparato da qui? Allora, in questa postazione qua, forse in qualche esercitazione, comunque non credo, perché siamo anche abbastanza vicini alla strada. La postazione per il cannone da 47-32, che era il cannone anticarro standard in dotazione al Regio Esercito. Nel dopoguerra è stata riequipaggiata con un cannone da 90-32. Il 90-32 era un cannone studiato appunto negli anni 50 con una canna da 90 mm e studiato appositamente per combattimento anticarro. E la postazione è ovviamente molto diversa da quelle per mitragliatrice. Nella fattispecie intanto il vano è più grande e la piastra ovviamente è molto più grande, più resistente, perché le sollecitazioni dell'arma sono maggiori, e il cannone era installato su un affusto sferico. Praticamente questo qua che vediamo, questa specie di feritoia, aveva un affusto che era imperniato qui e qui ed era girevole, praticamente aveva una sfera, era fatto a forma di sfera e poteva essere orientato a piacimento. Qui i soldati che servivano il cannone erano 4 e avevano il puntatore, il tiratore, il proiettore e un altro soldato che stava alle spalle a passare i colpi. La piastra ovviamente, come dicevamo prima, è molto più grande. Sempre la scatola portafiltri e qui sopra questa grande rotaia era fatta appunto per traslare il cannone in posizione di tiro, quindi puntato fuori, oppure messo a riposo all'interno quando l'opera non era in attività, diciamo. La postazione anticarro, per essere efficace, deve avere un tiro teso e quindi più bassa è, quindi deve portarsi a livello della strada in modo da avere un tiro preciso per poter colpire di infilata, cioè di fianco, i mezzi corazzati nemici che avanzano lungo la strada. Come tutto il resto del Friuli, alcune delle opere dello sbarramento di Portis subirono i danni del terremoto. Tutte le altre portano i segni del passaggio di vandali e ladri, soprattutto di rame. È questa l'opera danneggiata dal terremoto? No, l'opera danneggiata dal terremoto in realtà è una parte di quest'opera, nel senso che quest'opera qui aveva una postazione esterna. La postazione esterna, che era chiamata 4 bis, questa è l'opera 4, la postazione esterna è stata ridenominata 4 bis e in seguito al terremoto del 76 è stata fortemente lesionata ed è stata demolita definitivamente. Aveva praticamente la 4 bis era dall'altra parte del torrente
e aveva un ponticello di collegamento che permetteva appunto di raggiungere quella singola postazione. Sono tutti così rovinati? Questa qui è messa maggio, diciamo che è un voto da 1 a 10, quindi si merita al massimo 5. Purtroppo la maggior parte degli impianti sono stati divelti, sono stati portati via qui i motori, i deumidificatori, tutti quanti i tubi di plastica sono stati strappati, buttati a terra, probabilmente scomodi per smontare gli impianti, o venuti giù anche da soli, e una metà dei cavi manca l'appello. Questo qui faceva parte dell'impianto di deumidificazione qui, e la scatola di base del termostato, no? Cioè, perché un termostato qui misurava l'umidità e faceva accendere nel caso di... Questi qui sono i segni dei saccheggiatori. Una lama della Flex. In tutte le opere dove siete stati ci sono stati vandali? Qui in Friuli purtroppo nella maggior parte dei casi sì, nel 99,9%. Qualcuna si salva, ma molto poche. Quelle che o le più difficili da raggiungere, le meno conosciute, oppure quelle che quasi da subito insomma sono state salvate in qualche maniera prima da semplici appassionati, poi dalle associazioni che sono nate con la salvaguardia appunto alle fortificazioni. Invece la cosa che non è successa in altre regioni, ad esempio in Trentino Alto Adige, la maggior parte delle opere sono ancora aperte, visitabili, diciamo, ci sono dei cartelli di divieto d'ingresso, ma sono in perfetto stato. Valorizzazione in chiave turistica di questo straordinario patrimonio storico e culturale è possibile. Sul nostro territorio operano già da tempo alcune associazioni che si impegnano a renderlo fruibile a tutti gli appassionati e a chiunque voglia conoscere un'importante pagina del passato non soltanto italiano, ma europeo. Difficile dire della suggestione che si prova entrando in questi bunker, custodi del nostro passato, della nostra storia fatta di guerra e di pace, incrocio di vite, testimonianze sopravvissute fino ai giorni nostri, collocate in scenari naturalistici unici, in grado ancora e chissà per quanto di insegnare ed emozionare.